Eder. Mac. Pallister. Per 1 anno e mezzo la procura dell'epoca ha lasciato scorrere quello che chiamo pseudo-ricerche e alla fine è riuscita solo a dirci che Liliana si sarebbe suicidata. Hanno perfino chiesto l'archiviazione per suicidio, una richiesta che grida vendetta al cielo, per fortuna respinta. Io voglio continuare ad avere fiducia nella giustizia, ma quella fiducia con la procura di allora è stata mal riposta. Adesso però la procura è cambiata del tutto. Spero che questa volta si lavori almeno con un briciolo di serietà in più. La prima cosa da fare, secondo me, è riaprire le indagini su tutto ciò che hanno fatto i diretti interessati e i conoscenti di Liliana in quei maledetti 20 giorni tra il 14 dicembre e il suo ritrovamento. Non è stato fatto un accertamento minuzioso, come doveva essere, sui comportamenti di tutti, ma proprio tutti. E quando dico tutti includo me, il marito, i parenti di Liliana e i parenti del marito. Mettiamo pure, per ipotesi, di voler considerare il suicidio. Io dico che non stava in piedi con i progetti che avevamo davanti. Liliana voleva e doveva cambiare vita, altro che togliersela. Qualcuno gliel'ha impedito, punto. Chi parla di suicidio porti le prove. Liliana è stata trovata integra il 5 gennaio, dopo la scomparsa del 14 dicembre. In 22 giorni non le è accaduto nulla, neppure ha digerito l'uvetta della colazione. Gliel'hanno trovata nello stomaco. Questo per me significa una cosa sola: è morta poche ore dopo l'ultima colazione. Liliana è morta il 14 dicembre, io dico in mattinata, ed è stata eliminata perché voleva cambiare vita. Questa è la realtà su cui non si è indagato seriamente. È ora di farlo, meglio tardi che mai. Ne sono convintissimo. Non esiste che Liliana avesse anche solo una mezza intenzione di suicidarsi. Non ne aveva motivo. Stava cambiando tutto. Voglio anche restituirle ciò che lei avrebbe voluto essere. Quanto al marito, è un caso singolare. Scopre che da tempo la moglie si scambia con me messaggi d'amore. Parliamo di centinaia, per non dire migliaia, nell'arco di 1 anno, e non si inalbera, non chiede chi sia quest'uomo. Sebastiano semplicemente se ne infischia di sapere chi è questo tizio che per 1 anno scambia con sua moglie 1000 messaggi d'amore. Che razza di marito è? E poi viene a dire a me cosa posso o non posso dire su Liliana. Ma ci rendiamo conto? Liliana non vedeva l'ora di dirlo a tutti, prima ai parenti e agli amici più stretti della nostra relazione. Sarebbe successo il 20 dicembre. Il 19 saremmo rientrati dalla nostra prima gita insieme e dal 20, da quel maledetto dicembre, avremmo iniziato a convivere. Questa è la verità. E l'unico che non si è stupito di quell'enorme scambio di messaggi è stato proprio il marito. Una cosa parecchio singolare, mi pare. Quanto alle indagini, andavano fatte subito. Ben venga, per una volta, ciò che sostiene Sebastiano con il suo avvocato, che le indagini vadano riprese. Bisogna setacciare persona per persona, giorno per giorno, tutto ciò che ognuno ha fatto in quei 20 giorni maledetti. Liliana è morta il 14, ma fino al ritrovamento resta un buco nero di cose da chiarire. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.